Eccoci qua cari miei, siamo sabato 26 aprile, in questo ponte lungo del 25 aprile sono qui a Pian delle Fugazze. Vedete qui albergo e sentiero chiuso, questa volta tornerò qui. Stavo dicendo che oggi torno qui appunto per rifare la Val Canale, appoggiarmi un attimo al rifugio Papa per fare tipo pausa pranzo, così adesso vedrò, e dopo attaccare l'ultimo tratto fino a Cima Palon, che appunto anche lì torno per la seconda volta dopo averla fatta con un mio amico nel 2022. Quindi avventuriamoci e vediamo cosa ci aspetterà. La partenza oggi è a 1150 metri, l'arrivo a 2232, quindi 1070 metri di dislivello. Intanto inizia a intravedersi un po' di neve, che so per certo esserci ancora in grande quantità su a Cima Palon. Rifugio Papa 1 ora e 30. Questa è tutta la neve che fonde dalle quote più alte e scende. Può toccare con mano l'acqua glaciale. Fredda al punto giusto. Attraversato questo ripido tratto ed siamo saliti fin qua. Che paesaggio meraviglioso. Adesso cominciamo la salita. Lì al centro, cari miei, vedete la strada degli eroi, quella galleria appunto scavata dentro la roccia.
Comunque questa accumulata non è neve ma grandine, caduta col peggioramento dei giorni scorsi. Vedete chiaramente la forma rotonda del chicco. Il pilone del rifugio Papa. Eccomi arrivato all'inizio proprio della strada degli eroi e anche al rifugio Papa. Alle 9:15 della partenza, sono le 11, quindi un'ora e 45 per salire. Intanto il panorama, vedete, si è aperto moltissimo, ma si è anche annuvolato. Tanto volevo mostrarvi la galleria d'Ave qui davanti. Sono arrivato in questo tratto dove sapevo c'era stata neve, ma è ovvio. Adesso vi mostro. Come vedete qui cima Pallone 50 minuti, sì, ma col sentiero estivo normale, non con la neve. Guardate qui che roba, un mondo di bianco. Lì dovremmo essere al Cogolo Alto. Signore qui che ho incontrato è la terza persona che trovo che scende, ma sono l'unico a salire. Secondo me ho trovato altri due ragazzi che scendevano, quindi sono 2, 3, 5 le persone che sono salite minimo il Pallone stamattina. Guardate che spettacolo si è aperto una volta arrivato qui nella dorsale finale. Non so perché, ma non me lo ricordavo proprio così, tra l'altro. Qua carissimi, è arrivato. Ovviamente tira un vento non indifferente, guardate che bello. Finalmente è tornato a cima al Pallone. Adesso vado fino in fondo a leggere le indicazioni. Meraviglioso. Intanto qui ho trovato un nuovo amico qui in vetta. Ciao, non ti ho neanche chiesto come ti chiami. Giorgio. Ciao Giorgio, piacere. Abbiamo condiviso questo momento in vetta, ce la siamo un po' raccontata. Adesso penso scenderemo lì al bivacco a fare sosta, pausa pranzo e dopo ognuno prenderà la sua strada. Ecco, intanto ho salutato Giorgio temporaneamente perché lui rimaneva un altro po' lì in vetta. Dopo mi raggiungerà lì al bivacco dove mi fermerò per la pausa pranzo.
quante persone lì che stanno per andare lungo la strada degli Scarubbi. Veramente tantissime persone oggi, io non avrei mai pensato. Allora, qui c'è il mio luogo adibito a pausa pranzo. Ecco, niente, purtroppo come spesso e volentieri accade il bivacco è straoccupato, d'altronde trovandosi in un punto così ultra popolare come le 52 gallerie è quasi un miracolo trovarlo libero, direi io. E ho trovato questo posticino proprio dietro al Rifugio Papa e vabbè, mangerò qui. Non so come farò a ritrovare Giorgio, visto che gli avevo detto che sarei andato lì, vedremo se salterà fuori da qualche parte. Comunque ragazzi, un anno fa ero venuto su in questo periodo, non c'era nessuno, praticamente guardate adesso, pieno di gente qui davanti, gente che scende da cima dell'osservatorio, gente ovunque, è diventato ultra mega super popolare come posto. Ma se c'è così tanta gente adesso che c'è ancora tutta sta neve, non oso immaginare quest'estate come sarà. Ecco qui dopo 45 minuti di pausa pranzo, un po' di drone e contemplazione del panorama, io seduto anche al Rifugio Papa, ci passerò sotto, ma ci sono persone quindi eviterò proprio di filmare i volti della gente. Non ho più trovato Giorgio alla fine, un po' perché mi sono messo qui dietro, un po' non so se si sia fermato sul bivacco con le altre persone. E vabbè, intanto io riparto, sono appunto le 14:15. Ultima volta che vedrò le gallerie così innevate per quest'anno. E andiamo. Dunque ragazzi, ho appena guardato l'app. Dopo la galleria qui dove passa la strada degli eroi, qui vedete questa serpentina che sale. Da lì ho visto si raggiunge il soglio dell'Incudine che è appunto poco qui sopra. Penso sia questo qua su, visto che c'è una croce in cima.
inizia a piovigginare, guardate in su le nubi basse. Comunque dai, la parte più complessa della discesa è terminata, adesso resta qui un ultimo breve tratto sul pendio un po' più ripido, diciamo, dopo si comincerà ad entrare nel bosco e là e anche comunque prima del bosco c'è la vallata più ampia, più dolce, quindi gli sarà veramente piacevole terminare l'escursione così. Guardate la vegetazione qui dove non si abbattono le valanghe, quanto più rigogliosa è, come anche in cima alle creste, diciamo. C'è qui scenario lunare, tranne qualche coraggioso pino mugo. Bivio per l'inizio della Val Fontana d'Oro e del Ponte Verde. E dopo tramite sentieri si arriva all'inizio della Val Fontana d'Oro, appunto. Ecco a voi coraggiosi che siete arrivati fino in fondo al video, qui l'escursione è finita, vedete sono fuori dall'ingresso dell'ex albergo al sentiero, albergo ristorante al sentiero. Sono precisamente le 16:22 in questo momento. Dopo la bellezza di 19.000 passi, a termine questa escursione, 19.000 passi però di cui non una gran percentuale è stata fatta su pendenze dolci. Ecco, quindi spero che l'escursione vi sia piaciuta. Ho avuto l'occasione di vedere la neve ancora una volta, e quanta neve ancora. Niente, se volete appunto scrivete nei commenti qualcosa riguardo alla Val Canale, riguardo alla Cima Palon, se avete fatto altri sentieri, se avete trovato condizioni ancora peggiori. E noi ci rimandiamo alla prossima escursione e viva la montagna!